Abbiamo iniziato da 15 giorni quello che viene chiamato come DPE, dispositivi di protezione emotiva per tutto il personale. Ecco, abbiamo avviato questo percorso per resistere a lungo. Metà febbraio, metà marzo, un mese esatto per tornare ad aprire le porte al mondo. Le residenze per anziani dell'ISRA, che ospitano 850 persone, hanno acconsentito, seppur con tutte le limitazioni del caso, alle visite ai parenti non appena completato il ciclo vaccinale di operatori e ospiti. Era il 15 febbraio. 3 su 4 avevano terminato le vaccinazioni già a metà gennaio. Ora, da lunedì, con il passaggio del Veneto in zona rossa, si torna a chiudere di nuovo. Anche per questo all'ISRA è iniziato un percorso di sostegno agli operatori. Dei break di fine turno dove ci si confronta rispetto all'accaduto, che cosa fare quando si va a casa, come usare delle strategie per affrontare le situazioni di stress e così via. Questo è molto importante perché non è un 100 metri piani, è una maratona che non si sa quando finisce. Da lunedì sono state sospese tutte le visite anche nelle residenze in cui era stata allestita la stanza degli abbracci, che permetteva un incontro tra anziani e parenti filtrato seppur da un velo ma senza pericolo di contagio. In questi giorni intanto è stato vaccinato anche il nuovo personale dell'ISRA, 50 operatori e i nuovi inserimenti, altrettanti. Nessun vaccino, assicura il direttore Pavan, è stato buttato. Eravamo sempre coperti anche con il rincalzo. L'ultima l'altro giorno erano state fatte 49 su 50, una per un motivo che non poteva più farlo, eccetera, può capitare, e allora abbiamo chiamato una delle più importanti volontarie che noi abbiamo, ho detto: senti, fai un salto, prendi la macchina e vieni a farti la vaccinazione, che è importante che nulla vada perduto.